Profondo rosso, volalto 2.0 Caserta, risorge invece la formazione di Cuneo che sbanca il Palavignola e torna a casa con il successo per 3-1. Duro comunicato della società rosanero dopo la partita che mette praticamente in uscita 5 giocatrici, 4 stranieri, più la palleggiatrice Abekis, più la team manager e il preparatore atletico. Sconfitta quindi che fa male e che la società subisce un'ulteriore sconfitta, al di là del fatto che comunque è arrivata un KO davanti ad appena 50 persone paganti a Caserta, a dimostrazione del fatto che forse anche la città e la regione non merita una squadra in Serie A1. Cuneo invece torna a casa con il successo, con una vittoria importante che la rilancia in classifica e che dice che Cuneo può e deve ancora lottare per qualcosa di importante. Per quanto riguarda la cronaca del match, primo set subito avanti Cuneo che poi vince 25-17 con il muro di frigo su Simon. Timida reazione rosanero nel secondo parziale che si chiude 25-23 sempre con Simon in chiusura. Terzo parziale invece molto equilibrato, si arriva ai vantaggi, dove però Caserta dopo essere stati in vantaggio perde con il muro di Agrifoglio che vale il 24-26. Quarto parziale invece con una formazione, quella di coach Beppe Cuccarini, stanca e demotivata, che chiude 18-25. Vince Cuneo con il muro di Van Heck, 3 punti per la squadra piemontese, 0 per Caserta. Profondo rosso, volalto 2.0 Caserta.